perché mi sono scordato di iniziare la diretta. Ah, Bella a ok. tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video del Aspetto di Calciomercato, Passo Napoletano. Come state? Spero tutto bene. E mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Allora, in questa live abbiamo un ospite speciale. Presentati, si chiama Vincenzo. Buonasera a tutti, mi chiamo Vincenzo e adesso questa sera farò parte della live con Antonio. Allora, ricordiamo che ci sarà. Vai, vai. Questa sera parleremo delle varie notizie di calciomercato e parleremo anche della nazionale italiana. Sì, e prima di iniziare a parlare, vi ricordo di magari di condividere la live con più persone possibili, così aumentiamo di visualizzazioni. Antonio, comunque ho fatto il microfono. Ok, allora iniziamo con la nazionale italiana. Come anticipato nel video di ieri del post gara, del post partita, l'Italia nei primi 70 minuti della partita ha giocato male. Nei primi 10 minuti del primo tempo ha fatto sì qualche tiro, però non è che parliamo di tutti sti tiri, avrà fatto sì e no si rapporta. Intanto De Laurentiis parla e dice FIGC, UEFA e FIFA sono sistemi immobili in cui nessuno vuole lasciare la poltrona. I giocatori sono dipendenti dei club chi paga gli stipendi dovrebbe avere voce in capitolo. Se si infortuna in nazionale si deve riaprire il mercato e devono risanarci. Vincenzo, dici il tuo parere su queste parole di De Laurentiis che ti ho detto e sulla nazionale. Vai. Antonio, mi senti? Sì, vai. Parla un po' della nazionale di questa intervista che è uscita Allora, De io Laurentiis. penso che sia giusto queste parole di De Laurentiis, perché la nazionale è una cosa brutta, perché ovviamente fa sempre parte del calcio, però davvero si importano tanti giocatori in nazionale, anzi più in nazionale che nei campionati di Serie A, Premier League, Ligue 1, quindi questa è la mia opinione, anche perché è giusto così, perché come ad esempio a noi si è infortunato per il Napoli, si è infortunato Frank Zambanghissa e adesso come lo andremo a sostituire con ovviamente giocatori di più scarsa qualità rispetto a Anghissa e Kevin De Bruyne, che si è infortunato però al Napoli durante il calcio di rigore del Napoli-Inter finita 3-1 per il Napoli. Per questo io penso che De Laurentiis abbia ragione, perché non si possono infortunare così i giocatori nazionale senza manco, diciamo, dopo pochissimi giorni, perché sono passati sì e no una settimana dall'infortunio, quindi subito proprio, cioè più con la nazionale che con i campionati si infortunano. Sì, hai completamente ragione. Invece della nazionale, della partita della nazionale, che ne pensi? Allora, io penso che l'Italia, la stessa cosa che hai detto tu, ha attaccato tanto, ha fatto tanti tiri, si può dire sia in una decina di tiri, ma anche di più, però non è riuscita bene a concludere in porta. Però adesso matematicamente noi siamo, cioè mancherà un'ultima giornata, giusto? Sì, Della domenica. nazionale, però in caso dovremmo andare ai playoff, io direi che No, già siamo l'Italia. matematicamente playoff. Ah? Già siamo ai playoff matematicamente. Sì, infatti lo so, infatti io questo stavo dicendo, noi perché già siamo ai playoff, dobbiamo, ovviamente si deve dire che da quando è venuto Gattuso stiamo vincendo tutte le partite, anche con tanti gol,
però ovviamente contro le piccole, ad esempio come la Moldavia, abbiamo avuto difficoltà perché non si può segnare all'80° il primo gol e al 92° il secondo. Facciamo vedere che siamo poi una squadra di media importanza, per questo poi si deve dire che da quando è venuto Gattuso sta facendo molto molto bene, perché stiamo vincendo, Sì, stiamo però facendo parere mio, a prescindere se tenevi Spalletti oppure l'hai mandato via, come è successo, tu ai playoff arrivavi sicuro. Con Spalletti ci dovevi arrivare sì, ai sì, playoff. certo. Sì, certo, ai playoff arrivavi lo stesso anche con Spalletti, però non come Gattuso, che Gattuso ci sta facendo vincere tutte le partite a tanti gol e siamo anche, si può dire, a un passo da qualificarci direttamente, però in realtà siamo ai playoff per le partite perse da Spalletti e per i pareggi fatti da Spalletti, per cui se adesso siamo ai playoff si deve dire che la squadra è migliorato tanto da quando c'è Gattuso, fa tanti gol, vince, però dobbiamo continuarci ad allenare giorno per giorno, se no non arriveremo da nessuna parte. Certo, certo. Invece, continua tu con varie notizie che in questo momento hai sul calciomercato, sui possibili trasferimenti sul calciomercato invernale. Sì, allora, una delle notizie più calde, si può dire, di questi giorni c'è Lookman al Galatasaray, perché già si sono avviati i contatti, e c'è anche Sirkzee alla Roma. Allora, io parto io, to? Sì, parti. Allora, io direi che Lookman al Galatasaray è uno spreco, perché un ragazzo che fa una tripletta in UEFA Europa League non può andare in una squadra sì forte, però in un campionato non tanto forte. Per me Lookman si meriterebbe di andare in una big come Tipo? della Serie A, ad esempio la Juventus, però giocare un campionato di più alto livello e no al Galatasaray, che ci stanno squadre della Turchia che sì sono forti ma manco troppo, quindi per me Lookman dovrebbe riallacciare i rapporti ancora di più con l'Atalanta, perché l'ha riallacciati ma non troppo. Secondo me li dovrebbe riallacciare di più e dovrebbe restare all'Atalanta per almeno provare a lottare su qualcosa e fare le cose che sta facendo come faceva in passato. Per questo secondo me Guarda, non ti nascondo che Lookman ha avuto nuovi contatti con l'Inter, di nuovo con l'Inter, però non gli stessi contatti che ha avuto, ricordiamo in estate, però poi non se ne è fatto più niente. Vabbè, sì, ma io da come ho riferito, per me è sprecato Lookman al Galatasaray. Per me, ti ho detto, Lookman si merita di stare in un club di alta qualità e in un campionato di alta qualità, soprattutto, dove deve giocare, secondo me, anche la Champions e queste cose qui, per migliorare sempre di più, perché se continua così all'Atalanta a non a fare poco, nonostante il gol fatto al Milan, però a fare poco, a litigarsi sempre con l'allenatore, a litigarsi sempre con l'Atalanta, cioè proprio la dirigenza dell'Atalanta, per me si perderà. Andiamo da Lucco. Ricordiamo che l'Atalanta ha esonerato il suo allenatore, ma quando è brutto quando non ti vengono i nomi, Ivan Juric, e ha preso Raffaele Palladino. Sì, Poi, secondo me, dimmi. vai. Allora, secondo me andiamo da Lucco con Palladino può fare, dico, un pochino tanto, perché non come si dice, non nascondiamo che Palladino al Monza, se non erro, fece bene, ma fa bene, ha fatto bene anche alla Fiorentina, portandolo in Conference League. Però si può dire che un allenatore che allena da pochi anni ha allenato solo il Monza e l'ha portato in un buon posto in classifica, ha allenato la Fiorentina, l'ha portata in un buon posto in classifica. L'Atalanta adesso non è in buone condizioni, anzi è 13ª in classifica di Serie A,
Quindi per me adesso l'Atalanta per quest'anno deve almeno provare a lottare per la Champions. Quindi secondo me la dirigenza dell'Atalanta gli avrà chiesto a Raffaele Palladino di almeno lottare per la UEFA Champions League. Certo. Poi continuo io con due notizie di calciomercato, cioè quella di Stankovic e quella di Joshua Zirkzee. Joshua Zirkzee ve l'avevo accennato nel video di ieri, però in queste ore si stanno i due club, Roma e Manchester United, si sono intensificati i contatti tra le due parti e si sta cercando di trovare una quadra in prestito oneroso fissato a 20 milioni più il diritto di riscatto fissato a 15, quindi in un totale di 35 milioni di euro in caso di riscatto. E secondo me, se vi ricordate, circa se è stato accostato a Roma, Milan, Inter, Juve già nel mercato di giugno, nel mercato estivo, a questi club, però poi, soprattutto nella Roma, però poi i contatti non si sono intensificati come si stanno intensificando adesso. Ricordo che mancano circa 2 mesi, meno di 2 mesi, perché siamo a novembre inoltrato, quindi in teoria manca un mese e mezzo all'apertura del calciomercato invernale, dove i club di Serie A, ma anche europei, gli europei, stanno cercando di iniziare qualche trattativa e, a- e, a- e a diciamo fare dei colpi decisi a gennaio, come il Napoli con diversi centrocampisti, cioè quello di Kobe Mainoo e molti altri. Tu che ne pensi di questa trattativa? Poi appena hai finito tu parlerò di ma io non ho niente da aggiungere, perché secondo me è giusta questa cosa, anche perché sono veramente accostati a club io prima ho visto club europei, ci sono anche squadre di Premier League però di media classifica, e ho visto anche qualche squadra di Serie A, ma ho visto anche delle sirene arabe. Tu che ne pensi? Allora, al momento a me non risultano club arabi su Zirkzee. Te quale puoi fare il nome di questi club arabi? Allora, a me io ho visi su Zirkzee, visi la squadra attuale di Karim Benzema, cioè l'Ittihad. Vidi solo quella squadra, vidi solo quella squadra e un'altra che adesso non ricordo il nome, però vidi circa 2 o 3 settimane fa che non si erano avviati contatti, non c'era niente, però il club arabo aveva fatto, diciamo, un pensierino per Joshua Zirkzee per migliorare un pochino l'attacco. Allora, vi svelo una trattativa che non ho mai svelato, ma da oggi la posso svelare sui miei account social, dove Zirkzee in estate fu molto vicino all'Inter Miami di Lionel Messi per sostituire il Luis Suarez che si sta per ritirare, però poi il Manchester United non ha fatto niente, non ha bloccato il trasferimento, e poi non se ne è fatto più niente. Intanto salutiamo il nostro primo spettatore. Mi raccomando, lascia un bel like e iscriviti al canale. Ciao Fabitoma, come stai?
Tutto bene? Intanto ti metto sul palco. Ok. Tu, Vincenzo, ti risulta questa cosa dell'Inter Miami? Sì, vidi anche io questa cosa, sì, però secondo me stesso discorso di Ademola Lookman, secondo me Joshua Zirkzee si meriterebbe anche lui di riscattarsi dalla brutta stagione del Manchester United. Intanto Ora fate parla tu. Ah? No, ho detto a quello che ha commentato. Dici. Ok. Un attimo solo. Chi era l'altro giocatore? Chi era? Un attimo Non solo. ricordo bene. Ok, allora eccomi. Allora, prima di tutto, Fabi Thomas, facci, come ti ho scritto nei commenti, qualche domanda sul calcio e condividi la live. Mi raccomando, è fondamentale per il canale. Allora, l'altra notizia riguarda non un giocatore, un allenatore, cioè Filip Stankovic, Filip, scusate, Stankovic, che è ex Inter, se ve lo ricordate, è stato esonerato dal suo club attuale, cioè lo Sparta Praga. E lo Sparta Praga sta pensando di prendere un allenatore, cioè Cannavaro, cerca di prendere Cannavaro al posto di Stankovic. A te che ti risulta come nuovo allenatore, di un possibile nuovo allenatore dello Sparta Praga? No, io parlando proprio di allenatori volevo aggiungere una cosa proprio sull'allenatore di Roberto Mancini, ex CT della nazionale, che non so se ti risulta, però penso di sì, perché Ne ho parlato in un video. io vabbè, penso su questo allenatore dello Sparta Mosca, penso che è un allenatore che diciamo ci sa fare, e per una squadra come lo Sparta Mosca, che non è che lotta proprio una squadra russa, che non è che lotta proprio, al massimo può lottare per un campionato, per qualche Coppa di Russia, io penso che Anche sia parlando di Stankovic. sì, di Stankovic penso che sia No, l'allenatore non è lo giusto. Sparta Mosca, è lo Sparta Praga, però è Cannavaro, capì? Hai sbagliato. Sì, un po' di confusione perché sono tanti giocatori di cui dobbiamo parlare ancora, quindi un po' di confusione sullo studio. Sì. Poi c'era un altro giocatore, come si chiamava quello? Quello là che è stato acquistato dal Chelsea? Come si chiamava? Aspetta, ma non mi viene il nome. No, aspetta. No, non mi viene il nome. Quando una cosa non ti deve venire proprio. Vabbè, intanto mi è arrivata una notizia, non so se ti risulta, ehm, cioè quella della Juventus che ha pagato la clausola rescissoria di Joao Mario. A te ti risulta? Sì, mi è appena uscito, ma mi escono anche altre notizie che se ne vogliamo parlare Sì, per vai. allungare. Allora, una, non so se ti risulta, è Brozovic alla Juventus. No, non mi risultano possibili trasferimenti di Brozovic alla Juventus, ma solo trasferimenti a club di Germania e Inghilterra. Poi mi risultano anche un'altra notizia, ad esempio chi sostituirà Anghissà per questi mesi? Chi è il giocatore Allora, come stai giocatore adattando? Lorenzo Pellegrini, però secondo me Lorenzo Pellegrini non è proprio il nome adatto per sostituire Anghissà, un Anghissà che
corre in mezzo al campo, torna in difesa, può fare, diciamo, si mette anche ogni tanto un braccetto di centrocampo, fa queste cose qui, diciamo un tuttofare, diciamo come Lobotka. Secondo me Lorenzo Pellegrini non sia proprio il giocatore giusto, tu che ne pensi? Allora, a me non risultano da possibili trasferimenti di Pellegrini al Napoli, ma solo di Kobe Menu e di Dani Celebracos, del centrocampista del Real Madrid. Un attimo solo che mi sta arrivando una notizia. Comunque ci sono due spettatori. Ok, salutiamo Miracco. No, non è vero, sono zero. Quanti ce ne sono? Zero. No, a me mi esce qui, mi usciva 2 persone. Vabbè, No, quella là è la chat dove stiamo io e te. Vabbè, è entrato e è uscito lui, vabbè. A pratica stavo dicendo Dani Celebracos, centrocampista del Real Madrid, può trasferirsi in prestito con diritto di riscatto fissato a una ventina di milioni al Napoli perché cerca più minutaggio rispetto a quanto ne ha al Real Madrid con l'attuale allenatore Xavi Alonso. Tu che ne Allora, pensi? io penso che su questo ha sbagliato squadra perché il minutaggio secondo me non ne farà. Secondo me, perché già se non so se hai letto ci sono Lucca, Neres e Lang che a gennaio se ne potrebbero andare. Ti risulta questo? Non mi risulta possibili trasferimenti di Neres, Lang e Neres perché di Lucca perché ti spiego, Lucca attualmente attualmente è ancora di proprietà dell'Udinese. Il Napoli, finché non arriva a giugno, che lo riscatta per l'obbligo di riscatto fissato con l'Udinese, non può venderlo in una finestra di mercato. Può vendere sì Lang, no, scusate, Neres, perché da più di una stagione ricordo che i giocatori devono fare minimo 8 mesi da quando sono arrivati. Lang è arrivato a luglio, quindi luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, sono 7 mesi e quindi non può andarsene, se ne può andare direttamente in estate. Va bene, va bene. Di cosa vogliamo parlare più? Allora, io direi di concludere qui con la live. Vi ricordo a tutti quanti di iscrivervi al canale come vedete sul tastino qua sotto e di lasciare un bel like. E ricordo che questa live verrà ricaricata su YouTube. Vincenzo saluta ai nostri cari spettatori e ci vediamo nella prossima live. Ciao a tutti ragazzi. Ciao.